Questo webinar è registrato per la parte video e audio che vedete anche voi, perché sarà poi riproposto sul canale YouTube di Confartigianato Imprese Verona. Con me ci sono due miei colleghi che sono Michele Adami e Pierpaolo Mileto, che coordinano rispettivamente il settore contrattuale e il settore sicurezza di Confartigianato Imprese Verona. Allora, iniziamo con la trattazione degli argomenti che ci siamo riproposti, invitandovi a inserire eventuali domande nella chat che avete alla vostra destra. Molte domande ci sono già arrivate al momento dell'iscrizione e quindi cercheremo di dare le risposte nella trattazione. Se qualcosa non fosse particolarmente chiaro o completo, potete naturalmente integrarlo durante la serata e nei momenti finali dopo le varie relazioni. Allora, io partirei con Pierpaolo Mileto, settore sicurezza di Confartigianato Imprese Verona. Ci occupiamo di tante cose col settore sicurezza, alle volte cose che dobbiamo gestire in emergenza, purtroppo alle volte cose invece piacevoli e che gestiamo quando un'azienda nasce o si trasforma o magari cambia sede e quindi o magari assume del personale e quindi li accompagniamo sulla normativa nazionale e regionale che riguarda appunto la legge 81. Allora, Pierpaolo, io partirei da un riassunto delle puntate precedenti. Allora, tema Covid, tema pandemia, usciamo da un primo lockdown che ci ha visto impegnatissimi prima dell'estate e che ci ha fatto fare un primo step collegato alla sicurezza in tempi di Covid. Vogliamo riepilogare agli imprenditori che sono presenti che cosa ad oggi dovrebbero già avere all'interno delle loro aziende, sia che abbiano sia che non abbiano dei dipendenti. Prego. Grazie. Allora, tanto buonasera a tutti, grazie per la presentazione. Allora, noi siamo partiti, diciamo, da una fase del cosiddetto primo lockdown con le chiusure totali, dove si identificavano le aziende cosiddette indispensabili, servizi essenziali, a quella che poi è stata la riapertura complessiva che è avvenuta intorno al 18 di maggio, un po' di tutte le attività. Fondamentalmente tra marzo e maggio sono stati sviluppati quelli che sono stati definiti poi i protocolli condivisi tra datori di lavoro e parti sociali, che hanno poi stabilito le regole, diciamo, questi protocolli di sicurezza anticontagio con i quali poter riaprire le nostre attività. Tutte le aziende, in una prima battuta, per poter riaprire, hanno dovuto, soprattutto quelle con dipendenti, andare a integrare la documentazione di sicurezza, tra cui, diciamo, la valutazione dei rischi, con questo protocollo, che non sono altro che delle procedure operative per garantire le norme, diciamo, sanitarie per evitare i contagi all'interno dei nostri luoghi di lavoro. Tenete presente che queste realtà hanno toccato principalmente tutte le aziende che hanno lavoratori dipendenti, però all'atto pratico e soprattutto per le riaperture hanno visto e hanno ricompreso anche tutta quella serie di lavoratori autonomi che nel mondo dell'artigianato rientravano, diciamo, pur non avendo senza dipendenti, rispetto delle regole previste dal DPCM e degli accordi regionali per quanto riguarda le strutture, diciamo, ricettive turistiche, ma soprattutto nel mondo dell'artigianato la parte relativa alla somministrazione degli alimenti, del commercio e la manutenzione del verde e tutte le attività, diciamo, per le quali sono stati fatti questi allegati un po' specifici che ci hanno riguardato in prima persona. Ok, quindi noi possiamo dire che chi perché ha dei dipendenti e quindi ha dovuto mappare i processi in termini di sicurezza e di pandemia, sia per chi riceve pubblico, comunque tutte le aziende dovrebbero avere in allegato al loro DVR anche questi protocolli. Lo vedremo dopo quando parleremo anche con Michele Adami. Chi ancora non fosse a posto da questo punto di vista può contare ancora oggi, come è stato prima dell'estate, su dei contributi EBAV che aiutano, facendo appunto con l'associazione in categoria queste consulenze, quindi vi aiuteremo passo a passo per la stesura di questi protocolli, si può contare sul rimborso di EBAV, quindi non ci sono scuse, tra virgolette, per non mettersi a posto da questo punto di vista. E adesso capirete perché è importante avere questi protocolli.
diamoci adesso un assetto di tipo lessicale, perché questa sera a più riprese useremo alcuni concetti che dobbiamo chiarire molto bene, che sono il concetto di contatto stretto e quelli che sono definiti i sintomi. Allora, Pierpaolo Miletto, ti chiederei di descrivere anche questi due concetti in modo che poi li andiamo a riprendere nel corso della trattazione e sia per tutti chiaro a che cosa ci riferiamo. Quindi contatto stretto e sintomi. Allora, diciamo che l'Istituto Superiore di Sanità e il governo stesso hanno definito in una serie di circolari quello che è definito come contatto stretto, che è il nocciolo per capire anche il da farsi. Contatto stretto è quella persona, diciamo, che vive nella stessa casa di una persona che ha contratto il Covid, quindi di un malato, oppure ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di Covid, quindi è venuto proprio a contatto con questo, per esempio, con una stretta di mano, oppure ha avuto un contatto non protetto con le secrezioni di questa persona che magari parlando emette le famose goccioline che danno e portano il contagio. Oppure persone che hanno avuto un contatto diretto faccia a faccia con un caso di Covid a una distanza inferiore dei 2 metri o di almeno, per una durata almeno di 15 minuti. Queste sono, diciamo, le regole principali che vanno a definire il contatto stretto. Anche chi si trova in un ambiente chiuso con un caso di Covid e senza l'uso di idonei dispositivi di protezione individuali deve essere considerato il contatto stretto. È ecco, quindi fondamentale. possiamo dire, perdonami se ti interrompo, siccome molti ci hanno scritto, e lo sa anche Pierpaolo Miletto, ci hanno scritto, diciamo, quando si divide una stessa stanza di un ufficio o comunque un contesto chiuso, bisogna comunque mantenere i dispositivi della sicurezza qualora non ci sia una distanza di almeno 2 metri e bisogna spesso arieggiare i locali che si occupa, un po' quello che i nostri figli fanno durante l'orario scolastico, ecco. Quindi diciamo che il contatto stretto in azienda può essere che ci sia se si cala diciamo l'attenzione su quelli che sono i protocolli della sicurezza, però possiamo anche dire che è molto più facile che il contatto stretto sia avvenuto al di fuori dell'ambiente di lavoro o nelle pause di lavoro e che quindi poi sia riportato all'interno del contesto aziendale in un secondo momento. Per la nostra esperienza, giusto per Paolo Miletto, il più delle volte il contatto stretto è al di fuori del recinto del lavoro e al di fuori dell'orario di lavoro. Questo lo diciamo non tanto per creare allarmismi, che in questo momento non ce n'è bisogno, ma per rassicurare un pochino le persone stesse che lavorano. Stasera ci sono molti imprenditori, ma ci sono anche dei soggetti, dei dipendenti che si sono iscritti a questo webinar. Allora, è piuttosto facile appunto che mentre si lavora si sta più attenti, quindi l'attenzione va posta quando non si sta lavorando, quindi sui mezzi di trasporto, sui trasferimenti e sui momenti aggregativi. E il contatto stretto poi vedremo che è la discriminante per eventuali indagini piuttosto che isolamenti. Diciamo anche quelli che sono i sintomi che definisce l'Istituto della Sanità, Pierpaolo Miletto, così sappiamo anche di cosa stiamo parlando in termini di sintomi che si potrebbero manifestare. Allora, i sintomi diciamo più comuni sono la febbre, infatti anche nei protocolli la misura della febbre in automisurazione a casa prima di andare a lavorare piuttosto che in ingresso all'azienda è uno degli elementi fondamentali, però anche la tosse secca, la spossatezza sono comunque sintomi comuni. Dalla nostra esperienza, voglio dire, anche magari uno che aveva la goccia al naso, poi è risultato essere positivo. Quindi sono sintomi veramente comuni questi. Poi ce ne sono altri. Certo. Esatto, la stagione non aiuta. Oppure ci sono sintomi meno comuni che sono eventualmente l'indolenzimento, i dolori muscolari, però a questo punto abbiamo anche il mal di gola, la diarrea, la congiuntivite, il mal di testa e in ultimo anche la perdita del gusto e dell'olfatto.
Poi ci sono sintomi gravi, però questi fondamentalmente sono sintomi che si hanno poi quando si è ormai vicini al ricovero, ecco. Quindi febbre, tosse secca, spossatezza sono i principali, oltre che ai classici del raffreddamento, insomma, ecco. Ecco, anche qui sintomi comuni, quindi in questa fase se qualche lavoratore o qualche imprenditore avesse comunque dei malesseri di qualche tipo, è comunque bene tenerli sotto osservazione. Anche qui lo ribadiamo senza ghettizzare chi fa uno starnuto piuttosto che chi ha delle sintomatologie che sono simili a dei malanni di stagione. Lo dico e lo diciamo perché aiutiamo gli imprenditori anche a gestire delle dinamiche tra dipendenti che un pochino si guardano e si osservano rispetto allo stato di salute. È inverno, può capitare di avere dei malesseri in questo momento. Allora, chiariti questi due concetti, entriamo nel merito delle casistiche che possono capitare, ricordando che ci sono degli interlocutori molto chiari che noi abbiamo in questo momento e che sono il proprio medico aziendale, il medico di base della persona oggetto del contatto o comunque del malessere, il SISP, e aggiungiamo anche, perché ne parleremo dopo con Michele Adami quando parleremo dei contributi a sostegno delle imprese, i laboratori di analisi privati, perché comunque in questo momento di picco di attività può essere che abbia più senso rivolgersi a dei laboratori di tipo privato, quantomeno per delle prime indagini. Quindi questi sono, diciamo, i 4 soggetti con cui interagiamo e l'azienda interagisce nel momento in cui si viene a contatto con il mondo Covid. Allora, entriamo nel merito delle casistiche. Pierpaolo Mileto, che è la parte più sostanziosa di questa prima parte della serata, io ti lascerei la parola e descrivi pure quindi i casi e come comportarsi con ciascun caso. Sì, allora quelle figure che dicevi tu, Valeria, prima sono fondamentali, e soprattutto il medico di base, perché il medico di base è quello che, se mi passate il termine, fa un po' il triage ai propri assistiti, raccogliendo le informazioni e che, diciamo, provvede a richiedere i tamponi o le impegnative per i tamponi nel caso di sospetto contagio. Apre e chiude le posizioni INPS sia per la malattia e l'isolamento, quindi, o la quarantena. Infatti poi vedremo di distinguere molto bene questi due istituti perché sono importanti per capire il da farsi e anche le tempistiche. Il famoso ufficio SISP è l'ufficio di servizio di igiene pubblica, ha un compito di promuovere e coordinare le attività di prevenzione tutelando la collettività. Diciamo che il suo compito era quello di fare all'inizio il contact tracing, cioè era l'ente che ci chiamava e ci diceva a seguito di una serie di domande chi doveva o non doveva essere in quarantena nelle fasi iniziali. Oggi gestisce, diciamo, focolai e decide i casi di contatto anche per situazioni, diciamo, di pericolo evidente e realtà di grandi dimensioni. L'altra figura che è importante è il medico competente. Infatti, nella fase dei protocolli e al termine della malattia, il medico competente, quindi il medico previsto dal testo unico della sicurezza per le attività dove ci sono rischi per malattie professionali, è comunque previsto, questo medico ha la funzione di riammettere il lavoratore una volta negativizzato in azienda. Per quanto riguarda i laboratori privati, sappiate che mentre, diciamo, quelli che sono i centri istituiti dall'autorità sanitaria per i tamponi, i laboratori di analisi privati sono laboratori di genetica regolarmente autorizzati che, a seguito di comunicazione e convenzioni con la Regione Veneto, garantiscono comunque la tracciabilità dei tamponi. Quindi anche quando si va a fare un tampone presso un qualsiasi laboratorio di tipo privato, quindi non della ASL, nel caso di positività viene garantita la comunicazione all'azienda zero della Regione Veneto e quindi tracciato il contatto dell'eventuale positivo. Ecco, spieghiamola bene questa cosa, Pierpaolo Mileto, perché ovviamente il fatto che il tampone sia tracciabile è una garanzia di tipo sociale, perché
a quel punto è possibile ricostruire i cosiddetti contatti stretti di cui parlavamo prima. Quindi diffidare assolutamente di sistemi che non siano ufficiali e formalizzati per il tracciamento, perché poi, ribadiamolo, per tornare sul lavoro serve comunque un'idoneità di rientro al lavoro, cioè non basta dire io oramai sono negativo, di questo parleremo anche più avanti questa sera. Quindi è molto importante che tutta la trafila di indagine e di verifica sia dello stato di salute, diciamo, sia in positivo che in negativo, sia fatto in modo tracciabile, altrimenti non vale, giusto? Lo diciamo Esatto. perché sono tutti casi che ci sono capitati in queste settimane e sono tutte energie che vanno messe nel sistemare cose fatte non bene, quindi cerchiamo di mantenere un livello formalizzato e tracciabile delle cose. Allora, che cosa può succedere a una persona che cosa può succedere a una persona che riceve la famosa telefonata: guarda che per me tu sei un contatto stretto? Ecco, allora, sì, adesso vediamo un attimo la casistica. Dobbiamo assolutamente chiarire, Valeria, la differenza tra quarantena e isolamento, perché Perfetto. la quarantena è un periodo di isolamento, ma non userei così il termine, è proprio un periodo in cui viene richiesta a delle persone che potrebbero essere state in contatto o sono state in contatto con delle persone infette, ok? È un periodo di osservazione nel quale, diciamo, si vede se questa persona sviluppa l'infezione oppure no. Quindi la quarantena è un istituto che va a tutelare le persone sane, ok? E ne limita, diciamo, la possibilità di venire a contatto con gli altri per il periodo nel quale potrebbero manifestare l'infezione. La quarantena per legge è stata definita nei 14 giorni ed è, diciamo, quella cosa che succede nel momento in cui magari il nostro dipendente viene a lavorare o ci telefona la mattina e ci dice: guarda Pierpaolo, mi ha telefonato Giovanni con cui ero a pranzo la domenica e mi ha detto che è risultato positivo al Covid. A questo punto io mi farò una domanda e vado a vedere se ho le caratteristiche del contatto stretto, quindi ho avuto un contatto diretto con questa persona oppure sono stato con lui a mangiare un'ora tutti e due senza mascherina. A quel punto sono definito contatto stretto. Devo mettermi in quarantena e questa quarantena sarà poi quel periodo in cui io devo stare attento a non infettare gli altri. Mentre per Vuol dire isolamento... essere isolati a casa in quarantena, vero? Cioè vuol dire non andare a lavorare, non avere Esatto. contatti con altri soggetti. Non abbiamo tempo di parlarne stasera, ma c'è addirittura una procedura da utilizzare per lo smaltimento dei rifiuti domestici, insomma personali, di una persona in quarantena. Quindi una persona in quarantena è assolutamente isolata e non deve andare a lavorare neanche per dire, perché diciamolo, anche questo è successo, ma finisco due cose e poi mi metto a casa. No, nel momento in No. cui si sa, bisogna staccare la spina e assolutamente mettersi in isolamento per preservare le altre persone che sono in azienda. Mentre appunto l'isolamento sono tutte quelle azioni che vengono svolte all'interno della casa dove convivono queste persone per evitare che l'eventuale positivo vada a infettare, diciamo, le altre persone sane con le quali convive. Adesso, se è possibile, io vi condivido il mio schermo per farvi vedere una Allora, serie mentre di... condividi lo schermo, rispondo al signor Simone che ci racconta una sua esperienza non positiva, nel senso che ha passato il Covid, è guarito perché sennò non sarebbe qui con noi, e ci dice che SISP non mi ha mai contattato in 25 giorni. Allora, diciamo anche che c'è un sovraccarico in questo momento di pratiche in carico al sistema sanitario pubblico e quindi può capitare, perché dobbiamo essere onesti, insomma a Verona capita che ci siano dei rallentamenti sia sulla presa in carico, sia purtroppo, che è ancora peggio, sul
riammissione sul lavoro, cioè noi abbiamo casi di imprenditori e dipendenti magari mai poi effettivamente ammalati, quindi che hanno fatto la quarantena ma per fortuna che non si sono ammalati e che sanno di essere sani, ma finché poi non hanno il reintegro ufficiale non possono tornare. Questo fa parte delle zone grigie di tutta questa storia, dove non abbiamo risposte certe, possiamo dare delle soluzioni, quindi volta per volta quando capitano queste cose ci potete telefonare e noi cerchiamo di vedere come fare. Ecco, Simone è ancora più arrabbiato perché dice non solo non mi hanno mai chiamato, ma non mi hanno neanche mai iscritto nel registro della regione. Purtroppo quando si ha a che fare con le persone il rischio di errore umano c'è, comunque insomma andiamo avanti, direi. Guardiamo questa infografica, la trovo molto chiara. Allora, C'è qualcuno che ha il microfono aperto, devo chiedere di chiuderlo alla regia, per favore. Non serve farlo. Allora, se posso riprendere, adesso voi vedete, no, la condivisione, vedete come la quarantena Pierpaolo, scusa, devi riattivarti il microfono. Pronti? Okay. Riparto. Si vede bene la condivisione dello schermo? Sì, vai. Bene, allora questa è una semplice slide che troverete caricata sul nostro sito nella sezione coronavirus e serve per farvi e darvi un'idea di come si gestisce il caso in azienda ma anche nella vita comune di tutti noi. Come vedete si parla di quarantena nella prima fase, quella del contatto stretto, quindi contatto stretto abbiamo detto persona che per una serie di motivi è stata a contatto con un positivo e potrebbe diciamo essere stata infettata e non ha magari neanche ancora né i sintomi né tantomeno sviluppato il virus. Può avere una durata per legge di 14 giorni, se io passano 14 giorni senza che io abbia sintomi o che addirittura faccia un tampone, alla fine del 14° giorno sarò libero. Tenete presente che comunque la quarantena deve essere attivata da parte del vostro medico di base che vi darà poi un codice INPS da dare al vostro datore di lavoro. Poi abbiamo una quarantena, diciamo, che può essere o così dei 14 giorni oppure può essere un attimino più breve, nel senso che al 10° giorno viene fatto fare il tampone sempre senza sintomi e questo tampone, se risulta negativo, mi libera la persona da tutti i vincoli, quindi può tornare a condurre una vita normale e anche al lavoro. Questo avviene appunto per quanto riguarda il contatto stretto. Quando invece noi iniziamo ad avere dei positivi asintomatici, quindi senza sintomi, anche in questo caso non si parla più di quarantena, okay, ma si va a parlare di isolamento, quindi questa persona viene comunque confinata all'interno delle mura domestiche, in una stanza, se è possibile si usa un bagno dedicato, oppure se non c'è si prevede ogni volta la sanificazione dello stesso. Questa persona diciamo vive un attimo, un momento, passatemi il termine, di clausura, e se nell'arco dopo i primi 10 giorni si fa il test o il secondo test, perché qui sappiamo già che la persona è positiva. Se negativo si libera. Questo diciamo è il caso proprio più stretto di Covid in termini di tempo. Ci sono poi invece i positivi con i sintomi e vedete che con i positivi con i sintomi abbiamo che, un allungamento dei tempi, perché allo scadere dei 10 giorni bisogna che si può procedere al tampone se e solo se negli ultimi 3 giorni non ci sono stati dei sintomi. E in questo caso, se la persona risultasse negativa, è successivamente libera. Ultimo caso è quello del cosiddetto positivo a lungo termine, cioè cosa succede? Purtroppo ognuno di noi reagisce il nostro sistema immunitario in modo diverso e ci sono delle persone che diciamo sviluppano l'infezione e questa infezione si protrae nel tempo con sintomi all'inizio e poi nella fase finale magari sono asintomatici, però continuano a risultare positivi ai tamponi di controllo, diciamo del 10° giorno e poi successivamente
della seconda settimana o della terza settimana. Quindi può succedere che una persona dopo i 14 giorni mi risulta sempre positiva, a quel punto si procede fino a 21 giorni di isolamento, al termine dei quali, anche se risultasse ancora positiva, per la legge italiana quella persona lì non è più infettiva e quindi può tornare o uscire, tra parentesi, dall'isolamento. Questo è un caso, diciamo, che Ecco però... qua, infatti stiamo parlando della prima grossa zona grigia di tutta questa vicenda da un punto di vista aziendale, perché ribadiamolo, dopo 21 giorni si stima che la carica virale sia sufficientemente bassa per un reintegro sociale del soggetto, ma attenzione che il medico aziendale per quel soggetto deve certificare l'idoneità del reintegro al lavoro. Quindi attenzione, perché è molto importante avere un dialogo attivo sia col medico di base del soggetto che è stato in quarantena, sia col medico aziendale, perché voi capite bene che il codice malattia tecnicamente dell'INPS collegato a questo tipo di quarantena finisce dopo 21 giorni, quindi quella persona non può più stare in malattia come malato Covid, ma se non viene reintegrato aziendalmente, e ovviamente il medico aziendale è sovrano da questo punto di vista, vero Pierpaolo Miletto, il soggetto si trova in un limbo dove può tornare a fare vita sociale, ma non può tornare a lavorare e non è coperto da malattia. Non sono molti i casi di questo tipo, per fortuna, almeno secondo il nostro osservatorio, però questa è una zona grigia su cui, qui lo dico, Confartigianato sta lavorando ovviamente in termini politici e lobbistici, perché questo è proprio un buco normativo, sono quei casi in cui il puzzle non si è incastrato e quindi è una delle cose che vanno assolutamente sistemate. In questi casi, Pierpaolo Miletto, che cosa consigliamo agli imprenditori di solito? Ma allora sicuramente non possiamo discriminare il lavoratore per il suo stato di salute. Se per la normativa, diciamo, generalmente lui potrebbe tornare a lavorare, nel senso che non ha più gli obblighi di isolamento, per quanto riguarda il protocollo sicurezza è prevista la negativizzazione per la riammissione al lavoro. Fondamentalmente qui di solito ci sono più possibilità. Siccome tra il 21esimo, cioè dopo 2, 3, 4 giorni, insomma, si riesce già ad avere dei tamponi negativi nella maggior parte, parlo per esperienza, ecco, più che altro Certo. vissuta nel quotidiano. Abbiamo avuto dei medici di base che gli hanno allungato la malattia di 2 giorni in 2 giorni man mano che venivano svolti i tamponi, oppure c'è stato qualcuno che, avendo magari ferie permessi così, piuttosto di far rientrare il lavoratore ancora positivo, anche per poi tutta la paura che c'è all'interno dell'azienda, insomma, quando Per una sappiamo questione di di queste clima cose, aziendale, certo. magari sono stati messi in ferie o in permesso. Al di là di questo, comunque, la fortuna è che se si riesce a risolvere all'interno della quarta settimana è una buona cosa, altrimenti lì può capitare anche che in accordo col medico, il medico dà un giudizio di inidoneità temporanea e prolunga un altro po' l'assenza del lavoratore. Insomma, ecco. Ecco, quindi Questi esiste la sono possibilità. i casi più eclatanti. Ecco. La difficoltà, ecco, è che magari all'inizio il sistema prevedeva certificati di avvenuta negativizzazione, oggi noi teniamo per buono e comunque anche il medico competente tiene per buono l'esito negativo, diciamo, del tampone scaricato dal sito della regione. Ecco perché tutto quello che è il fatto del tampone, diciamo, tracciato, quindi quello molecolare fatto in un certo modo, non solo i rapidi, perché i rapidi il 99% non vengono tracciati, è fondamentale, perché poi è la prova che ti dà la possibilità di tornare al lavoro, insomma, fondamentalmente. Mi Certo, permetto di dire una cosa, perché cosa succede? Di primo acchito, la prima cosa che si fa, io sono stato con Tizio che è positivo. Allora, molta gente pensa di andare a farsi subito un tampone a pagamento e mettersi l'anima in pace.
Purtroppo sappiate che non è così, perché se io ho anche contratto il virus, magari per 2 o 3 giorni, risulto negativo se mi faccio un tampone rapido. C'è bisogno appunto di questi giorni che sono necessari affinché la cosa o si manifesti oppure diciamo siamo sicuri di essere dei negativi. O possiamo trovarla da un'indagine diagnostica. Questo è molto importante perché ovviamente dipende dalla sensibilità della persona, di capire che nel dubbio è meglio essere prudenti, avvisare il datore di lavoro e quindi trovare una soluzione di tipo prudenziale, perché ribadiamolo, fare un tampone prima dei 4-5 giorni anche dal contatto ravvicinato molto probabilmente non evidenzia comunque nulla, quindi non è vero che lascia la persona tranquilla. Ecco, non è oggetto di questa serata tutto il tema invece dei lavoratori o piuttosto che dei titolari, insomma, ma è un problema più dei lavoratori che magari hanno dei figli che hanno avuto, soprattutto minorenni, che quindi hanno avuto dei contatti ravvicinati nel contesto scolastico o sportivo con soggetti positivi, quindi i casi in cui è il papà o la mamma che devono mettersi in isolamento per accudire il figlio o la figlia che sono in quarantena. Ovviamente Confartigianato Verona può supportarvi anche da questo punto di vista, perché ricordiamoci che abbiamo un CAF, un patronato interno, c'è anche collegato il nostro responsabile del patronato che si chiama Alberto Bevilacqua, quindi possiamo anche affiancarvi per tutte le pratiche dei congedi straordinari legati al Covid. È uscita una circolare proprio l'altro giorno che ribadisce per fascia di età dei figli i diritti dei lavoratori in termini di congedi, però non riusciamo a entrare nel merito questa sera, rimandiamo sul sito sezione servizi alla persona o ci telefonate se avete bisogno nei prossimi giorni. Altro tema che non riusciamo ad affrontare stasera è che durante la quarantena è possibile, previo accordo col datore di lavoro, mantenere delle attività lavorative in smart working. Ovviamente quelle attività lavorative che sono possibili, perché ci sono lavori che si possono fare in smart working e lavori che non è possibile fare in smart working, e comunque bisogna parlarne con, ovviamente, vero Pierpaolo Mileto, con il proprio datore di lavoro. Certo. Ecco, io mi permetto, guarda, solo un appunto perché è fondamentale. L'utilizzo delle mascherine sul posto di lavoro è fondamentale perché laddove avessimo anche un collega positivo ci garantisce di non fermare il reparto produttivo. Perché allora a quel punto, se tutti abbiamo il dispositivo, sicuramente non siamo contatti stretti e possiamo non continuare. è un contatto ravvicinato, esatto. Poi se uno preferisce per precauzione, voglio dire, però non è un obbligo del contesto aziendale o lavorativo. Anche nelle zone pausa, alla macchinetta del caffè, quando si mangia insieme, e comunque disinfestazione periodica di tutte le attrezzature comuni che si utilizzano. Della disinfestazione parleremo dopo, quando parleremo degli aiuti alle aziende. Altro tema delicatissimo e che ci vede spesso purtroppo coinvolti, ma lì c'è molto poco da fare, è quando il positivo è il titolare, perché ovviamente in quel caso il titolare in qualche situazione, se non ha un alter ego, un aiuto in azienda, deve anche dover pensare di chiudere e sospendere la propria attività. Quindi a maggior ragione la responsabilità di chi è titolare di impresa e magari lavora senza un alter ego che possa subentrare è notevole, e lì non abbiamo soluzioni particolari se non eventualmente dover gestire quando questa cosa capita. Allora, questa prima parte legata ai protocolli, speriamo insomma di essere stati chiari, anche se comunque i meccanismi sono un po' farraginosi. Simone ci scrive: finalmente i titolari impareranno il concetto di delega. Ma insomma le imprese artigiane sono imprese piccoline, ci si aiuta e si delega sempre, però ovviamente insomma ci è capitato, vero Pierpaolo, di dover anche vedere aziende messe in difficoltà perché è il titolare quello che si ammala e magari sta anche molto male, quindi insomma, però per fortuna insomma secondo il nostro osservatorio si riesce in 2-3 settimane a rimettersi in pista. Allora, se non ci sono domande su questa prima parte,
e direi che siamo stati anche abbastanza bravi e nei tempi. Passerei la parola a Michele Adami, che è il collega che segue l'ufficio contrattuale di Confartigianato Imprese Verona, quindi è il nostro mago degli accordi sindacali, delle trattative. Di solito lo si chiama quando si litiga, però stasera invece sbuffi un po', stasera invece ci dice cose belle e cose liete, perché ci racconta quello che la bilateralità del sistema artigiano mette a disposizione degli imprenditori e dei lavoratori nel momento in cui appunto purtroppo succede quello che abbiamo detto fino a questo momento. Quindi Michele, io ti passerei la parola perché non vedo domande nella chat e vuol dire che abbiamo risposto a quello che serviva, e quindi passerei la parola a te per i soldi. Sì, i soldi, piuttosto di parlare come la volta scorsa di casse integrazioni e di altre cose brutte, è meglio parlare del sistema della bilateralità, che comunque ha messo in piedi uno sforzo rilevante, perché stiamo parlando, in poche parole, di 3 strutture, che sono quelle di EBAB, quella di Sanin Veneto e quella di Cassa Veneto, che hanno cercato di dare contributi, adesso si usa la parola ristori, hanno cercato di dare contributi alle aziende e ai lavoratori. E quindi, siccome la bilateralità, il presupposto è proprio che ci sia almeno un dipendente, il caso di cui parliamo è un'azienda che abbia almeno un lavoratore. Lo sforzo, dicevo prima, è stato rilevante, perché tutto sommato sono stati messi a disposizione di aziende e lavoratori circa 15 milioni di euro più o meno per l'artigianato del Veneto. Io partirei da EBAB, se non altro per un motivo di vecchiaia, perché diciamo che è l'ente bilaterale più vecchio, e il tutto ruota intorno a 3 contributi per le aziende e 3 contributi per i lavoratori. Il primo che mi viene in mente è il modello, si chiama A32 il modello, e serve anche al nostro collega Pierpaolo Mileto, perché, o meglio, serve alle aziende, però viene suggerito da Pierpaolo perché quei protocolli di sicurezza di fatto che hanno un costo vengono completamente rimborsati da questo modello di EBAV. Il modello A33 in 2 battute non fa altro che rimborsare quelle aziende che hanno spontaneamente voluto fare delle sanificazioni in azienda, per cui ci sono 2 modalità che vengono contemplate per fare questa sanificazione. Una è chiamare delle ditte esterne, per cui per ogni fattura che è stata fatta da una ditta esterna di sanificazione viene dato un rimborso del 50%, se non ricordo male, con un tetto massimo di 200 euro. E l'altra possibilità è invece quella di acquistare una macchina, no, che faccia la sanificazione, e sull'importo di questa macchina viene rimborsato un tetto massimo di 650 euro. L'altro contributo dedicato alle aziende, che è probabilmente anche il più complesso, diciamo così, è il modello A34. E io ne approfitto adesso, mentre vi parlo di questo modello. Volevo far vedere un'immagine. Tranquillizziamo chi ci sta ascoltando che non serve prendersi nota, perché adesso Michele ci farà vedere, andando sul sito di EBAV è molto chiaro, si trovano tutti questi modelli scaricabili e poi possono esserci inviati comodamente via mail. Mentre Michele condivide lo schermo, ricordo l'indirizzo mail che è ebav@confartigianato.verona.it, e quindi lì trovate tutto. Vi facciamo vedere dove trovarli, poi se dovesse servire ci potete anche telefonare e vi guidiamo telefonicamente. Poi noi periodicamente sui social rilanciamo le opportunità. Ecco, è molto importante il rimborso sui protocolli di sicurezza, perché, come abbiamo detto a inizio serata, senza quelli tutte queste cose di cui stiamo parlando creano grosse difficoltà, insomma, ecco, quindi bisogna essere a posto con queste cose qui già da marzo, quando siamo partiti con la prima pandemia. Esatto. Allora, questo vi dicevo è il modello A34. Non hai condiviso lo schermo ancora, però? Aspetta che facciamo. Ci vuole un po' di tempo, perché siamo in quasi 150 su 2 piattaforme, quindi la connessione deve andarci dritta. Allora, ecco qua. Vai, sei relatore, quindi adesso riesci a condividere. Allora, vediamo.
Allora, forse da qui riuscite a vederlo. Questo è il modello A34, che è quello, diciamo, un modello dedicato alle aziende un po' più complesso, perché rimborsa delle situazioni particolari che vengono a scaturire dal Covid. Il primo caso appartiene, diciamo, un po' a quello che si è detto fino adesso, cioè le aziende che hanno soggetti posti in isolamento fiduciario con un provvedimento dell'ASL competente. In caso di, e vedete il caso, contatto stretto con un caso accertato di Covid, extra-aziendale o aziendale, oppure proveniente da zone a rischio, magari al rientro delle vacanze. Allora, in questo caso, in poche parole, su Verona abbiamo riscontrato che non sempre l'ASL competente rilascia questo provvedimento, però abbiamo visto che nonostante formalmente manchi magari quel pezzo di carta e nonostante l'azienda sia attiva, i lavoratori sia attivi, non si riesce ad ottenere, se il certificato medico del medico di base del lavoratore è chiaro e il certificato medico comunque è chiaro il motivo dell'isolamento, abbiamo visto in pratica che non ci sono grossi problemi da parte di EBAV a liquidare il contributo. Qui dentro si viene detto che è computato nel numero dei soggetti interessati in isolamento fiduciario ogni lavoratore dipendente dall'azienda, titolari, soci e collaboratori, perché questo contributo, in base a quante persone sono state colpite dall'isolamento fiduciario, diciamo così, va a 400 euro se interessati sono fino a 5, oppure 700 euro se sono più di 5. Purtroppo uno può pensare che i casi più di 5 siano rari, invece purtroppo quando in azienda magari c'è solamente un caso, è molto capitato che anche gli altri colleghi vengano contagiati. Il caso B è di una dipendente che a rientro dalla missione all'estero è obbligato alla quarantena in attesa dei risultati del tampone. Il caso C riguarda i lavoratori fragili, che sono quei lavoratori un po' più esposti per le loro diciamo così, situazioni di difficoltà della salute. Il punto D è molto sono interessante. individuati dal medico aziendale, ricordiamolo, quindi nei famosi protocolli di cui parlavamo si va anche a specificare se ci sono e quali sono i lavoratori fragili presenti in azienda. Potrebbero essere lavoratori che escono da un percorso di salute pregresso, insomma, sono individuati, ecco, dalla norma, non è una cosa che si fa così. Il punto D forse è quello più interessante, perché va a rimborsare e complementare a una prestazione che vedremo dopo di Sani in Veneto, perché mentre Sani in Veneto va a rimborsare i B, cioè le mascherine, quelle marchiate CE, piuttosto che i guanti, piuttosto che il gel anti-Covid, chiamiamoli così, e il punto D consente di vedersi rimborsati appunto tutte quelle spese che non sono di PI, quindi se uno ha usato probabilmente disinfettanti diversi perché si è pulito da solo la propria attività, il proprio tavolo da lavoro, se attesta con la fattura tutti, diciamo così, quelli che sono i disinfettanti, i detergenti che ha usato, anche questo tipo di spesa viene rimborsata direttamente sul sito. Tra l'altro vengono fatti degli esempi un po' per esemplificare le situazioni, che molto spesso sono un po' più attinenti ad alcune tipologie di artigiani, magari i centri estetici o gli acconciatori, però sul sito trovate tutte le spese che possono essere rimborsate, che non sono di B, come la cartellonistica, i divisori, i tappeti, i zerbini, e qui trovate tutto l'elenco. Sì, poi diremo che alcune di queste cose qui in realtà sono rimborsate, ma perché alcune cose sono rimborsate da Sani in Veneto, di cui parleremo tra poco, quindi ecco. Michele, fai vedere, perché secondo me è utile, come si entra in questa sezione qui del sito di EBAV, quindi torna in home page di EBAV e gli fai vedere qual è la parte, sì, diciamo, dove trovano queste... Ok. Cioè, una volta che si entra nell'home page, il sito eba.it, sulla destra c'è scritto catalogo, e una volta che si clicca su catalogo vedete l'elenco lunghissimo delle prestazioni,
incominciano con la lettera A di aziende, sono le prestazioni per le aziende, poi dopo 60 numeri si ferma, comincia la lettera D e ci sono tutti i contributi per i dipendenti. Allora, visto che questa sera in linea ci sono anche dei lavoratori, che magari molto spesso i dipendenti sono fratelli, amici dei titolari delle aziende artigiane, invece i dipendenti hanno questi 3 contributi che sono il D31, il D32 e il D33, che vanno un po' in aiuto per questo motivo di cui stiamo parlando oggi, sempre il Covid. Ad esempio il D31 rimborsa, dà un ulteriore rimborso rispetto, diciamo così, alla cassa integrazione che magari il lavoratore ha utilizzato magari più intensamente nei mesi di marzo, aprile, maggio, e quindi una tantum per ogni dipendente che è stato di fatto almeno un mese, o se non un mese intero, 3 settimane su 4 indicativamente in cassa integrazione, 250 euro una tantum per ogni dipendente. L'altra prestazione che EBA aveva pensato per i lavoratori delle aziende artigiane è il D32, che è pensato per i genitori che a marzo-aprile hanno avuto, diciamo, un po' di difficoltà nel gestire magari i figli che erano a casa da scuola. Adesso vediamo se si apre la pagina. Eccolo qui. I genitori che hanno goduto del congedo parentale straordinario, ovviamente avranno una documentazione che lo può attestare, hanno diritto a questo contributo anche loro di 250 euro se l'hanno utilizzato almeno per 10 giorni lavorativi all'interno del periodo che è richiesto. L'ultimo contributo che EBA dà e ha pensato per i lavoratori del sistema dell'Artigianato Veneto è il D33, che adesso vado a farvi leggere velocemente. Vediamo un attimo. Che è ancora pensato per le famiglie, diciamo così, che hanno almeno ovviamente un genitore che sia un dipendente dell'azienda artigiana e che, siccome ha dovuto sostenere, diciamo così, delle spese aggiuntive per il fatto che i figli avevano fatto la didattica online e quindi scuole sospese, hanno dovuto pagarsi magari un intenso utilizzo della rete internet piuttosto che comprarsi un tablet, un computer, un telefonino che prima non avevano, viene dato un contributo di 100 euro per ogni famiglia. Ci sono dei limiti di età, Michele, per i minorenni? Cioè devono essere minorenni, figli a carico, studenti, valgono anche gli studenti universitari? No, qui parla di dipendenti impresariali in sospensione, parla di didattica online nell'anno scolastico 19-2020. Quindi anche gli studenti universitari. Esatto. L'importante è che ci sia un lavoratore, cioè un genitore deve essere almeno un dipendente di un'azienda artigiana, certo. Va bene, allora, scusa. No, niente, questi erano i contributi che dà l'ente bilaterale pensati per il Covid, per le aziende e per i dipendenti. Ok, allora rispetto a questi contributi, lo ricordiamo, potete in autonomia compilarvi le domande scaricandoli da questo sito e preparando la documentazione integrativa che viene richiesta e inviarceli direttamente a mezzo mail all'indirizzo ebab@confartigianato.verona.it. Ricevete una mail di autolettura di conferma che funge da ricevuta. Noi nei tempi tecnici li carichiamo a portale e poi i rimborsi arrivano direttamente a chi ha fatto la domanda. In caso di difficoltà e di domande potete scrivere al medesimo indirizzo e sarete richiamati o comunque vi sarà fornita assistenza, o comunque vi ricordiamo che abbiamo sempre la reperibilità via WhatsApp o al centralino, ma insomma compilando vedrete che è piuttosto empirica la questione e si riesce a fare tranquillamente. Allora, passiamo ora alle prestazioni collegate al nostro fondo di sanità integrativa che è San in Veneto, fondo che mi rende particolarmente orgogliosa perché riesco a rappresentare questo l'amministrazione Verona e abbiamo tra l'altro portato
delle istanze proprio specifiche, non da ultimo le ultime novità sugli screening con i tamponi che possono essere fatti all'interno delle aziende. Allora Michele, fai pure tu la trattazione dei contributi della campagna che si chiama Mai così vicini, quindi anche su quello c'è una sezione dedicata sul sito di Sun in Veneto in modo specifico su queste prestazioni. Sì, in questo caso Sun in Veneto ha deciso di concentrarsi in un primo momento, i contributi erano relativamente alle spese, come dicevo prima, di mascherine, quindi gel e guanti fondamentalmente. Dopodiché in un secondo momento, ma stiamo parlando di un mese fa, neanche, meno di un mese fa, si è deciso di rimborsare i tamponi di qualsiasi tipo, nel senso che siano rapidi o molecolari, con una quota diversa, e quindi devo dire che purtroppo, per fortuna, è un servizio molto utilizzato perché parecchie aziende hanno, diciamo così, fatto fare i tamponi con delle fatture intestate all'azienda ai propri dipendenti. Questo infatti è un concetto che deve essere molto chiaro, nel senso che se la fattura è intestata al lavoratore, il diritto è del lavoratore a chiedere il rimborso dei soldi che ha speso per farsi il tampone. Se la fattura è intestata all'azienda, il rimborso a Sun in Veneto ha possibilità di chiederlo direttamente all'azienda. Sì, però specifichiamo anche che le due cose sono cumulabili purché non sovrapponibili, cioè facciamo l'esempio, se un tampone è costato 90 euro in un centro privato o 75 euro in un centro privato, che sono più o meno il range delle tariffe qua di Verona, è possibile fino a 50 euro chiedere rimborso al lavoratore e la parte residua fino a ulteriori 50 euro l'azienda, quindi veramente fatto in modo da consentire il maggior numero di tamponi possibili. Vale anche per i sierologici, 35 euro, e per i tamponi veloci, che sono altri 35 euro. Fino a 2 volte al mese, retroattivi da settembre fino al momento a marzo, poi vedremo, speriamo non ce ne sia più bisogno. Quindi anche cioè, se delle aziende hanno delle fatture pregresse o dei lavoratori hanno delle fatture pregresse, possono utilizzare questa campagna per avere i rimborsi. Anche qui sito homepage suninveneto.it, se si va a cliccare sopra news, compaiono sulla sinistra del monitor i due contributi di cui abbiamo parlato fino ad oggi a favore delle aziende, adesso a favore delle aziende e dei lavoratori. Al termine della notizia, cliccandoci sopra, in fondo si apre il file in PDF che, compilato, dà diritto a richiedere, diciamo così, il contributo allegando le fatture come si diceva prima. Qui trovate un po' tutto quello che viene rimborsato, gli importi, quindi trovate le spese che devono essere sostenute, si diceva, dal 1 settembre 2020 fino al 31 marzo 2021, e in fondo c'è il modulo di domanda di rimborso DPI, che praticamente era lo stesso che era stato fatto per le mascherine e i guanti, a cui è stata aggiunta la fattispecie dei tamponi, e quindi direttamente aprendo il file, la cosa che mi sento di dire, di segnalare, è che questa domanda è fondamentale e venga compilata a monitor. Purtroppo, o per fortuna, dipende sempre dai punti di vista, la lettura di questo file, di questa domanda, avviene attraverso dei lettori ottici, quindi l'unica possibilità è compilare direttamente a computer. In testa, in rosso, si scrive parte costituente Confartigianato di Verona, si compila tutto a monitor, non si compila nulla a mano, e poi si manda all'indirizzo mail suninveneto@confartigianato.verona.it, allegando tutte le fatture di mascherine, tamponi e quello che è stato speso, che è stato la ditta. Ecco, quindi l'indirizzo mail è il medesimo, via che qua si chiama suninveneto@ con l'estensione solita. Anche qui arriva una ricevuta di ritorno che fa da garanzia dell'invio. Esatto. La stessa cosa, che diciamo... Vai, scusami. No, niente, io stavo semplicemente dicendo che
Per i lavoratori la procedura è ancora, diciamo così, più snella, nel senso che mandando sempre all'indirizzo saninveneto@confartigianato.it possono allegare direttamente le fatture di spesa e insieme al loro carta d'identità, documento di identità valido e poi quindi l'IBAN sul quale l'ente farà i bonifici e cellulare e email che sono indispensabili per attivare la pratica. Ecco, all'interno di questa campagna Mai così vicini ci sono anche delle diarie sull'isolamento fiduciario e il rimborso anche delle visite specialistiche collegate al Covid, incluso lo sportello psicologico, che può essere sia raggiunto gratuitamente dall'utenza, sia le visite appunto psicologiche specialistiche che possono essere necessarie in questo periodo, così come tutte le altre visite specialistiche collegate al Covid. Sono tutte prestazioni che si aggiungono alle prestazioni che già prima c'erano. Sì, questo è il pezzo di cui accennavi prima, quello della diaria, che purtroppo ultimamente è molto utilizzata. Quindi fino alla fine dell'anno la diaria giornaliera per i lavoratori che sono stati a casa per l'isolamento fiduciario ricoverati per coronavirus è di 38,25 € per ogni giorno, con un tetto massimo di 437,50 €. Quindi tutte le persone che hanno avuto diverse aziende, ovviamente perché l'azienda si sta in Veneto, il lavoratore ha diritto a questa diaria. In premessa mi sono dimenticato di dire, ma secondo me a casa chi ci sta guardando lo sa, il EBAV praticamente comprende tutta l'artigianato, escluso l'edilizia. Sani in Veneto invece comprende tutto l'artigianato, compresa l'edilizia. Quindi questi contributi di Sani in Veneto, della diaria, quelli che abbiamo detto fino adesso, sono richiedibili da qualsiasi dipendente dell'artigianato. Ok, allora se non ci sono domande su questa partita di Sani in Veneto, facciamo un cenno alle novità di Edilcassa che sono dell'altro giorno. Michele, cosa dici? Sì, allora in due battute Edilcassa ha Edilcassa, quindi periodo, parliamo del comparto edile, ovviamente. parliamo di edilizia perché insomma è giusto parlare anche dell'edilizia, che ha un suo, diciamo così, sistema di bilateralità ormai anch'esso importante come storia. I sostegni che sono stati creati per certi versi replicano quelli dell'ente bilaterale. In particolare mi viene da ricordare questi che vedete, che dovreste vedere in questo momento, cioè il modello 24, 25, 26 Edilcassa. Col modello 24 si rimborsano le sanificazioni, qui però c'è un requisito che non c'è in quello che abbiamo visto prima, e cioè il fatto che dentro la sanificazione, il rimborso viene concesso solamente se c'è almeno un dipendente che è stato trovato, diciamo così, positivo al virus. Quindi questo è un requisito che viene anche esplicitato, se non ricordo male, all'interno del modulo, e quindi non è, insomma, non è come nel caso di EBAB una facoltà oppure una cosa che nasce anche per precauzione. In questo caso qui il rimborso spetta solamente se è stato accertato, non ricordo male, proprio all'interno dell'azienda il contagio, e quindi senza il contagio, che deve essere ovviamente certificato, l'ho trovato, adesso devo fermarlo, che una persona con caso confermato di Covid ha soggiornato nei luoghi di lavoro, nei cantieri, e utilizzato i veicoli di lavoro. Quindi a differenza di EBA, qui serve un caso confermato di Covid per avere diritto al rimborso. L'altro caso del rimborso per le aziende che versano Edilcassa è relativo alla fermata che c'è stata praticamente per tutte le aziende dell'edilizia nel mese di aprile. Quindi per qualsiasi motivo sia avvenuta la fermata, cassa integrazione, o perché uno aveva tante ferie, smaltire le messe in ferie, comunque ha diritto a prescindere al rimborso, diciamo così, perché il lavoro è rimasto sospeso.
Ti conviene togliere la condivisione, Michele, perché non ti l'ultimo sentiamo. contributo di Edilcassa che mi viene da segnalare è relativo al Non ti sentiamo più, Michele. Prova a spegnere e riaccendere la telecamera perché sei un po' metallico. Ok, adesso va meglio. Riaccendi pure. Ah, ok, adesso la tolgo. L'ora si fa tarda e anche la connettività ci chiede. No, non ti si sente. L'altro rimborso che volevo segnalare. Siamo in difficoltà, Michele, non ti sentiamo. È relativo al alle assunzioni. Non ce la facciamo, Michele, direi che ci fermiamo un attimo. Sono state Però ecco, diciamo che sono tutte sul sito e e la categoria le ha ricevuti via mail, per cui insomma, tra l'altro su Edilcassa la cosa è ancora in studio, così intanto vediamo se riprende la corsa la connessione. Con Edilcassa il dialogo è ancora aperto perché probabilmente ci saranno nuove prestazioni con l'inizio dell'anno, quindi intanto ci sono queste due che segnalava il collega, dopodiché ne potrebbero arrivare anche delle altre. Vediamo se Michele Adami riesce a tornare. Intanto c'è una domanda nella chat. Allora, a chi mi chiede se la diaria di San in Veneto è prevista per il lavoratore che rimane a casa per accudire il figlio minore in quarantena scolastica, no, perché in quel caso c'è il contributo EVAV e comunque il figlio minore in quarantena scolastica fa scattare il congedo Covid straordinario. Che mi viene in mente Ho già risposto, Michele, ho già risposto. Non ti non si sentiamo. sente? No, ma ho risposto alla domanda. Ho già risposto. Ho già risposto, prova a riattivarti. Se c'è qualche altra domanda è il momento di avanzarla. Prova a parlare, Michele. Non mi sentite più. No, ti sentiamo, ma c'è un ritardo della connessione. Ci siamo messi su 3 linee diverse, ma ogni tanto, se vuoi magari Michele salire al piano di sopra che ti colleghi dalla postazione di Giambattista, chiudiamo con le prestazioni di Edilcassa, fai una corsettina. Vediamo se faccio così. Così almeno, ok, magari... Si sente? Non si sente. Non si sente. Non si sente. Allora, nel frattempo il collega Alberto Bevilacqua del Patronato, che è un angelo custode, mi fa presente, per rispondere alla signora della domanda di prima, che il congedo Covid che è emesso dall'INPS riguarda chi è dipendente ad oggi, per cui non ha effetto retroattivo, ok? Quindi è un congedo che vale in questo momento. Però ecco, sul sito di Confartigianato c'è la sezione servizi alla persona dove anche tutte le attività collegate, tutte le opportunità collegate ai lavoratori
con figli a carico sono tutte sempre dettagliate e nel dubbio ci potete scrivere e possiamo chiarire la cosa. Allora direi che andiamo in volata verso la conclusione. È ricomparso Michele Adami, eccolo qua. Prego, allora mancava la seconda prestazione di Edilcassa. Ah sì, la seconda prestazione di Edilcassa è relativa... Che è un po' a capri di fianco. No, la prestazione di Edilcassa è relativa alle assunzioni, nel senso che se qualche diciamo, azienda artigiana dell'edilizia che versa Edilcassa ha assunto in questo lasso di tempo degli under 35, ha diritto ad un contributo di 650 euro, se non ricordo male vado a memoria, e quindi questa potrebbe essere anche un'altra prestazione da poter utilizzare. Ecco, in poche parole. Allora, c'è un'altra domanda che ci dice: se un dipendente risulta positivo e gli altri colleghi hanno sempre portato correttamente i DP, chiedo conferma che non li devo considerare contatto stretto. Allora, signora, intanto non è che lo decide lei da sola, ma comunque si parla sempre col medico aziendale e poi si fa un'indagine, cioè lo dice l'autorità sanitaria, però se il personale ha sempre tenuto i dispositivi di sicurezza e il distanziamento, confermiamo che non è contatto ravvicinato. Quindi a noi è successo con dei corsi di formazione, per esempio, piuttosto che se anche due soggetti condividono lo stesso ufficio, ma c'è la distanza, il distanziamento sociale, c'è l'arieggiamento, c'è la disinfestazione, c'è l'utilizzo dei DPI. Però chiedo anche a Pierpaolo Mileto se ha qualcosa da aggiungere a riguardo. Eccomi. Eccoti. Sì, sono a confermare che proprio per definizione il contatto stretto prevede nel caso in cui ci sia, nel caso in cui le persone all'interno del sito produttivo abbiano tenuto e rispettato il protocollo e tenuto le mascherine, non abbiamo questo problema, perché erano protetti nel momento in cui sono stati a contatto. Ok, allora quello che hai detto. Ok, allora se non ci sono altre domande, sempre il collega del patronato mi dice, perché magari insomma speriamo di no, ecco che i voucher babysitting per anche i lavoratori autonomi, quindi gli imprenditori, erano stati rifinanziati, ma solo per le zone rosse. Quindi ecco, ovviamente noi oggi stiamo parlando delle cose relative al Veneto, dove formalmente siamo zona gialla e quindi non abbiamo avuto quel tipo di aiuto lì, per fortuna mi viene da dire. Allora, noi abbiamo praticamente terminato la nostra trattazione. Chiederei alla regia se può affidare il ruolo di relatore, perché è collegato anche il presidente provinciale Roberto Iraci Sareri, che ha piacere di collegarsi e fare gli auguri di buon Natale a chi è presente. Io vorrei ringraziare i colleghi che non avete visto in video, ma che ci hanno aiutato per preparare questo webinar sia nei giorni scorsi dandone comunicazione, sia oggi con la regia, che sono Giambattista Dal Castello, che è il coordinatore del territorio, e che è Chiara Tegazzini di formazione. Come tutte le persone indispensabili, spesso sono invisibili, ma insomma noi sappiamo che sono importantissimi per il nostro lavoro. Ringrazio ovviamente Pierpaolo Mileto e Michele Adami per la trattazione. Vi ricordo che siamo comunque sempre a disposizione. Adesso cerchiamo di far entrare il presidente. State condividendo lo schermo, non serve, ci porta via a banda. Ok, allora il presidente può accendere la cam e l'audio se lo desidera, in modo che ci può salutare. Okay. Beh, buonasera a tutti. Presidente. Buonasera dottoressa, buonasera Pierpaolo Mileto, buonasera Michele Adami e tutti gli organizzatori di questo webinar. Io colgo l'occasione, visto che mancano pochissimi giorni a Natale, per augurare un felice Natale a tutti gli artigiani che sono collegati e alle loro famiglie.
e ovviamente un augurio anche per un anno, un 2021 che sia diverso da questo, che ci ha visto molto impegnati ovviamente tutti quanti, ma non sta a me dirlo, lo sappiamo già, e speriamo appunto che l'auspicio sia quello di avere immediatamente un ritorno alla normalità con la somministrazione dei vaccini, insomma, che si riprenda il più presto possibile. Colgo l'occasione per dire a tutti gli artigiani collegati di essere sempre vicini all'associazione e di chiedere e di dirci esattamente quello che hanno bisogno, perché noi siamo lì per ascoltarli e giorno per giorno non ci stanchiamo mai, non ci stancheremo mai di rappresentarli e di aiutarli laddove c'è bisogno. Quindi un saluto a tutti e grazie della bella serata, e vedo che c'è stata una bellissima partecipazione, quindi grazie a tutti quanti. Ecco, poi il Presidente è sempre modesto, quindi lo dico io, anche sul tema Covid sono stati raggiunti dei risultati importantissimi. Ricordiamo che non scatta più l'indagine penale automatica per il datore di lavoro in caso di positività in azienda, e questo è un risultato portato avanti da Confartigianato ovviamente a livello nazionale. I protocolli di cui parlavamo con Pierpaolo Miletto, sia nazionali, perché la normativa era nazionale, ma il lavoro fatto con lo Spisal e le ASL locali è stato incessante anche durante il lockdown, perché non abbiamo mai smesso di lavorare, e sono testimone del fatto che il presidente provinciale, che è stato nominato il 10 febbraio, quindi la prima cosa che si è trovato ad affrontare è stato il Covid, si è rimboccato le maniche, ha acceso il suo tablet e non ha mai smesso di tenere dialogo attivo con deputati e senatori veronesi per portare avanti le istanze degli imprenditori artigiani locali, non da ultimo l'anticipo della riapertura dei servizi alla persona, che da giugno è stato anticipato poi al 18 di maggio. L'ho detto io, Presidente, così è giusto, insomma, che chi ci ascolta lo sappia che dietro un'associazione ci sono degli imprenditori che si mettono a disposizione e dedicano quota parte del proprio tempo per il bene della collettività. Io mi aggiungo agli auguri di buon Natale a tutti quanti, e gli uffici chiudono dal 24 dicembre a 6 gennaio, ma siamo sempre reperibili ai recapiti mail e alla reperibilità di WhatsApp, quindi se avete bisogno scriveteci e avrete risposte. Grazie a chi ci sta ringraziando, rimanete collegati con noi con le pagine social che sono sempre aggiornate con le notizie certe. Ecco, anche le novità di Zaia, stanno girando dei file, li abbiamo anche noi, perché ovviamente da istituzione li abbiamo anche noi. Grande calma, non appena le cose sono pubblicate e certe le pubblichiamo anche noi e cerchiamo di traghettare questa ulteriore sfida che abbiamo davanti. Grazie a tutti e buona serata.